Hello, sono Trekking Friuli Venezia Giulia. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale. Sei fantastico. Dankeschön. Das sieht dal suoi. Ciao. Ciao. I'm somewhere in the middle, try to find myself again, but life is one big riddle of the future and what's been. Guess it's the way it goes, and I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right, nothing can stop me in the night, like I am leaving all the bad stuff. Quant'è che non si andava a camminare insieme? Tantissimo. La frase del giorno è fuori allenamento. Ma guarda, Faremo il sentiero 819, direzione Monte Valinis. Sì, dove c'è la partenza per chi vuole lanciarsi col parapendio. Bene, magari troviamo qualcuno che si lancia col parapendio. Sarebbe bello. Sarebbe bello. Sei pronta? Andiamo. Andiamo. Da Sottomonte di Meduno partiamo da Piazza Miani, ove inizia il sentiero 819 che ci porterà sulla vetta di questo non alto ma estremamente panoramico monte. Remember I was laughing in all the photos that you took, but now it looks like acting, like we were fiction in a book. Guess it's the way it goes, and I will never know why you let me go. Il Monte Valinis è famoso perché è meta di molti appassionati di parapendio. Da qui i piloti spiccano il volo da uno dei punti più panoramici e privilegiati della regione. Ovviamente diversi sono i team che offrono a chi desidera provare questa esperienza, offrendo piloti professionisti e specializzati che vi accompagneranno lungo un adrenalinico volo dalla partenza fino all'atterraggio. Bene, giornata leggermente ventosa, ma siamo riusciti a raggiungere la vetta del monte. Valinis. Ok, quanti metri sono? 1102. Ok, vuol dire sei bravissima perché tu studi e io no. Esatto, uno di due lo deve fare, se no Brava, non si sei arriva. preparatissimo, senza di te sarei finito. Ok, allora raggiunto, lasciamo come sempre farlo vedere il sassolino del sorriso, chi lo trova lo porta su un'altra vetta. Era un sacco di tempo che non ne lasciavamo uno insieme, perché come va col piedino? Abbastanza, dai. Sì, ok, tanto giù devi tornare. Esatto. Io in braccio Siamo non ti arrivati- porto, in zaino neanche. Ma già il fatto di aver raggiunto la vetta È già tanta roba, Sì. È già tanta roba, ve lo assicuro, è tanta roba. E posto meraviglioso, vetta assolutamente da fare. Oggi siamo stati fortunatissimi perché abbiamo trovato un sacco di ragazzi con il deltaplano che hanno reso questo posto ulteriormente magico. E niente, adesso lascia giù il sassolino, se no nessuno lo troverà mai. Eccolo qua, noi lo mettiamo lì, bello come il sole. Ok, adesso ci accingiamo a ritornare indietro. Facendo il giro d'anello, però. Perché D'accordo. questo qua sarà il sentiero degli alpini, perché infatti questa vetta è stata messa dal gruppo degli alpini di Valmeduna nel 2009. Quindi ci scostiamo dal sentiero CAI, che lo riprendiamo più a valle. L'anello del Monte Valinis non è per nulla un giro banale, anzi noi ci siamo divertiti un sacco. Tantissime sono state le vele che lungo il percorso ci hanno fatto compagnia e al rientro il sentiero è stato ancora più entusiasmante, mai noioso ed estremamente panoramico. E qua ritorniamo praticamente al bivio che abbiamo preso, però tenendo la destra, giusto? All'andata. Benissimo. Allora, io devo dire una cosa, dopo dimmi tu se ho ragione oppure no. Sentiamo. La parte del rientro
è veramente interessante, nel senso che sembra corta, in verità è un bel girone e è divertente, cioè non è il classico rientro che dici vabbè insomma. No, forse perché all'andata abbiamo fatto più tappe perché ci siamo fermati che avevamo La lingua fuori, lingua ok. fuori. Poi la prima tappa è stata lì dove partivano i deltaplani Sì, e quindi riposino. ci siamo un attimo fermati. Poi dopo siamo arrivati alla Però poi da lì croce. al rientro quel pezzo lì è figo. Molto bello. No, cioè non è... Io a questo punto approvo l'antiorario. Sì, Sempre che non sia piovuto tanto, che non sia in un periodo invernale, perché altrimenti la parte in discesa sarebbe molto fangosa. fangosa, e è vero. rischio di cadere. Senti, andiamo giù alla macchina, ok? E andiamo a visitare il lago di... Meduna. Bellissimo. No, No. Radona, non mi ricordo. Ah. Lago di Attenzione, Redona. attenzione. Redona. Redona, siamo sicuri? Controlliamo dopo. Io ho anche un momento di lapsus. Anche i migliori sbagliano, cara. L'età avanza Mi hai anche preso per te, Siura. Va bene, intanto andiamo. Dai, vai dopo- avanti. Sfortuna vuole che, raggiunta la destinazione, ha iniziato a piovere, quindi abbiamo ripiegato presso la locanda al lago, simpatico e caratteristico locale, dove non è mancato il buon bicchiere di vino, accompagnato da un ottimo tagliere di salumi e formaggi. Locale approvato. Nel prossimo video vi porterò in un luogo fantastico a meno di un'ora da Udine. Il video termina qui, ora i dati tecnici e la cartina tabacco. Con questo è tutto, iscrivetevi al canale, zaino in spalla e alla prossima. Grazie a tutti.